Giulio ha bisogno di tenere tutto sotto controllo e di conservare un archivio cartaceo dei movimenti della sua azienda. Niente di più facile. Entrando nella tua area riservata, troverai in home page la lista delle ultime 15 operazioni. Qui potrai scegliere se visualizzarle tutte insieme o se filtrarle a seconda che siano in entrata o in uscita. Se invece vuoi visualizzare le operazioni di un periodo specifico, puoi consultare la nuova sezione Conti dell'azienda. Apri il menu principale, seleziona la voce Conti e clicca poi su Conti dell'azienda. Potrai controllare i movimenti degli ultimi 30, 60 e 90 giorni, oppure impostare un periodo a tua scelta. Clicca su Ricerca avanzata. Seleziona il periodo che ti interessa, imposta eventuali altri filtri e premi Applica. A questo punto, per scaricare e stampare la lista dei movimenti, ti basterà cliccare su Scarica PDF o Scarica Excel. Facile, no?